Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Esauriti i fondi per la sanità in Sicilia, si riaffaccia lo spettro delle liste d'attesa per le prestazioni in convenzione, oltre 200.000 prenotazioni mai eseguite. Domenica anche Giuseppe Conte nella protesta dei 5 Stelle in piazza a Palermo. Servono militari contro i criminali. Il sindaco trentino incontra la premier Meloni e chiede l'intervento dell'esercito, presentato al governo nazionale il dossier Catania. Catania, posteggiatore abusivo, minaccia un turista che non vuole pagare 5 euro per la sosta, arrestato dalla polizia. Violenza dilagante a Palermo, in pieno centro un rider iracheno è stato rapinato e picchiato da una banda. Allo Zen, dietro roghi e minacce, ci sarebbe lo scontro per accaparrarsi una grossa somma di denaro. Palermo va verso l'archiviazione. Il caso della morte dell'architetto Onorato nel maggio scorso. Per gli investigatori fu un suicidio, ma la famiglia continua a non crederci. Catania, vandalizzati e incendiati gli orti urbani a Librino, dove manca anche l'acqua. Gli ortolani lamentano l'abbandono da parte del comune. Tentativo di salvataggio in extremis della CR Messina. Oggi in tribunale, nella prima udienza per il fallimento, la difesa della famiglia Sciotto ha chiesto l'avvio di uno strumento di regolazione della crisi. Calcio, il Palermo e Pippo Inzaghi. Il matrimonio si farà, ma serve tempo per la risoluzione del contratto dal Pisa del futuro tecnico rosanero. A Catania c'è attesa per l'arrivo del presidente Pelligra. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci dello spinoso tema della sanità in Sicilia. Pensate, ci sono oltre 200.000 prestazioni prenotate in convenzione e mai eseguite. Domani previsto un vertice in assessorato, mentre i 5 Stelle stanno organizzando una protesta in piazza a Palermo. Ci sarà anche Giuseppe Conte, ma sentiamo Luca Ciliberti. Sanità siciliana di nuovo in allarme, ci sarebbero circa 200.000 prestazioni da espletare, liste d'attesa che si allungano nuovamente, ricoveri ed esami prenotati e non ancora eseguiti che mandano in tilt la macchina e che domani saranno oggetto di un vertice in assessorato alla sanità, come confermano da Piazza Zino a Palermo. Sembra che alcune strutture territoriali, dopo un'accelerazione avvenuta nel 2013, abbiano abbassato la soglia di attenzione. Sulla questione delle liste d'attesa si era interessato personalmente il presidente Renato Schifani, che oltre a reperire risorse ha sollecitato un monitoraggio dei vertici delle ASP, i cui manager hanno per contratto di mettere in atto soluzioni per velocizzare lo smaltimento delle prestazioni da espletare. Poi chiediamo una cosa chiara ai manager dell'ASP. Hanno firmato un contratto dove promettevano e si impegnavano per abbattere le liste d'attesa sulla sanità. Tutto questo ad oggi non è stato fatto. Allora chiediamo le dimissioni e che il presidente Schifani intervenga sui manager dell'ASP. Sul tema delle liste d'attesa è intervenuto il Movimento 5 Stelle all'Ars, richiamando una legge del 1998 mai applicata. In sostanza, quando il servizio pubblico non è in grado di garantire la tempistica indicata nella prescrizione, il cittadino ha la possibilità di fare gratuitamente visite ed esami nel pubblico, in regime intramurario o nel privato, pagando solo il ticket, e nemmeno quello se il richiedente è esente. Tutto sarebbe a carico della regione, che dovrebbe rimborsare ai cittadini le somme eventualmente anticipate. La procedura di rimborso però risulterebbe particolarmente farraginosa, perché i CUP, quindi le strutture pubbliche, dovrebbero rilasciare un'attestazione formale dell'impossibilità di prenotazione. Il governo regionale ci ha risposto che questa legge è di difficile applicazione. Nulla è difficile se c'è la volontà politica. Sulla sanità il Movimento 5 Stelle scenderà in piazza domenica prossima a Palermo. Parteciperà alla manifestazione anche il presidente Giuseppe Conte. Servono militari contro i criminali. Il sindaco trentino ha incontrato la premier Meloni e ha chiesto l'intervento dell'esercito. Presentato infatti al governo nazionale il dossier Catania. Sentiamo Tonino De Mana. Il dossier Catania è ora sul tavolo del premier Meloni, con la missione romana del sindaco trentino, che ha consegnato una corposa documentazione su sicurezza, decoro ed infrastrutture. Servono militari contro i criminali, ha sottolineato il sindaco, che ai nostri microfoni precisa: sul tema in particolare della sicurezza, una delle risposte che noi potremmo ricevere è attraverso i militari, che siccome potrebbe anche sembrare in controtendenza rispetto a quello che io a volte ho affermato, non mi parlate più di militari, i
militari non hanno un potere di intervento, ma certamente, ho compreso, aumentano la percezione di sicurezza dei cittadini. La presenza dell'esercito sulle strade è più che altro un deterrente. Loro non possono esercitare controlli, ma già il fatto stesso che comunque girino per le strade del centro ha una forte efficacia dissuasiva. Più uomini nelle aree a rischio equivalgono a più controlli, ma servono un'azione decisa ed iniziative concrete, specie contro i parcheggiatori abusivi. Abbiamo immaginato la possibilità di revocare o sospendere il reddito di inclusione a chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo. Ho anche proposto un inasprimento delle sanzioni per i parcheggiatori abusivi che fino adesso sono puniti dal codice della strada con una sanzione amministrativa. Capitolo rifiuti, un'emergenza nell'emergenza che va affrontata cercando di aggirare alcune norme. Io ho chiesto quantomeno il fermo amministrativo, se non addirittura il sequestro dei mezzi che vengono utilizzati per l'abbandono dei rifiuti, anche in questo caso la sospensione del reddito di inclusione, considerando che molti sono coloro i quali non possono pagare, quindi la sanzione non avrebbe alcuna efficacia deterrente. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti civili e responsabili. La richiesta dell'esercito a Catania e poi la tematica dei parcheggiatori abusivi. L'abbiamo sentito nell'intervista al sindaco Trantino. Nei prossimi 2 servizi approfondiamo proprio questi 2 temi. Cominciamo da cosa ne pensa la gente di questa richiesta appunto di avere l'esercito in città. Sentiamo. Il sindaco Trantino ha detto serve l'esercito per garantire più sicurezza a Catania. Cosa ne pensi? Se lui è cosciente che ha bisogno di esercito, vuol dire ci saranno buoni motivi. Catania è una città sicura? A volte sì, a volte no, dipende dalla... C'è una percezione di sicurezza con la presenza dell'esercito oppure no? Può essere un deterrente. Sì, io sono d'accordo, anche perché ci sono vie del centro che sono proprio, c'è ubriachi e anche drogati. Le militari contro le criminali, bene per la sicurezza, no? Qui in Italia, io credo. Basterà l'esercito? Non lo so questo, no, non le so rispondere. Penso che con i controlli qualcosa si ottiene. Gli uomini ci sono e sono anche tanti, ultimamente hanno avuto un ingresso di poliziotti numeroso, quindi basterebbero dei controlli maggiori. Sono d'accordissimo, ma non solo questo, c'è molto di più nascosto. Siamo persi. Non ho capito. C'è chi entra e possono fare tutto quello che vogliono. Io penso che l'esercito non basterà, ci vogliono altri obiettivi. Non sono di Catania, ma penso che l'esercito serve su tutto il territorio nazionale, non soltanto a Catania. Basterà l'esercito? Speriamo. Come detto poco fa, la tematica dei parcheggiatori abusivi e purtroppo la cronaca ci restituisce un altro triste episodio che ci racconta Luca Ciliberti. Brutta avventura per un turista ungherese a Catania, vittima di un posteggiatore abusivo che ha preteso con insistenza il pagamento di 5 euro per l'auto posteggiata nei pressi di via Cristoforo Colombo. Al categorico rifiuto del malcapitato, l'abusivo, un catanese di 40 anni, ha cominciato a inveirgli contro frasi in dialetto, avvertendolo che se non avesse pagato gli avrebbe danneggiato la macchina presa a noleggio. Per essere ancora più chiaro, poi, il catanese ha rincarato la dose. No money? Io rompere la macchina. Mi mando il gesto di mandare in frantumi il finestrino battendo forti colpi sull'auto. Fortunatamente il turista ha notato una moto della polizia e ha cominciato ad alzare le braccia per cercare di richiamare l'attenzione. Il 40enne catanese è risultato una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, già diverse volte multato e sottoposto all'obbligo di presentazione per diversi reati contro il patrimonio. L'uomo è stato arrestato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di uno smartphone rubato pochi giorni prima da una macchina posteggiata. E purtroppo il tema della violenza è dilagante anche a Palermo. C'è stato un episodio di un rider iracheno che è stato rapinato e picchiato in pieno centro, e poi ci sono le faide, quelle dello Zen. Ci racconta tutto Marco Gullà. Ancora violenza, ancora pestaggi nel centro storico di Palermo. Un rider di 32 anni d'origine irachena è stato pestato a sangue da una banda di oltre 10 giovani per sottrargli la bicicletta e le mance delle consegne a domicilio. L'uomo è stato colpito a pugni e calci in via Macheda, nei pressi di piazza Bellini, rimanendo ferito sull'asfalto. Un attimo prima di essere aggredito aveva soccorso un suo connazionale che a sua volta era stato coinvolto in una rissa tra extracomunitari. Sembra che la banda sia la stessa
stessa che commette atti vandalici e scippi sull'isola pedonale di Via Macheda. Un episodio che si aggiunge al rosario di violenza che ormai ha travolto il cuore di Palermo, ma la violenza dilaga anche in altre zone del capoluogo, come allo Zen. Dietro roghi, risse e sparatorie degli ultimi 2 mesi ci sarebbe una richiesta economica che si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. La faida si starebbe consumando tra 2 famiglie che sarebbero legate, una al business dello smercio degli stupefacenti, l'altra alla gestione dei locali, richiesta di tanti soldi che però sarebbe stata respinta e il rifiuto avrebbe inasprito sempre più gli animi già tesi per via di una rissa sfociata in accoltellamento. Una violenza che qualche giorno fa ha portato anche al tentato omicidio di un uomo sfuggito all'incendio di una baracca dove viveva. A Castelvetrano saranno effettuate giovedì le autopsie sui corpi di Mary Bonanno e Francesco Bonanno all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico palermitano. La coppia è stata ritrovata, lo ricordiamo, senza vita nella propria casa in via 4 aprile, Campagna. Infermiere all'ospedale di Villa Sovia di Palermo, ha ucciso la moglie, poi si è suicidato lanciandosi dal 3° piano all'interno di un cortile. Intanto la comunità partecipa al dolore dei familiari. Domani a partire dalle 21 si terrà Mary nel cuore insieme per dire basta, una fiaccolata in memoria della donna e contro i femminicidi. E va verso l'archiviazione il caso della morte dell'architetto Onorato a Palermo. La famiglia però continua a non credere all'ipotesi del suicidio. Riascoltiamo la vicenda legata a questo appunto dichiarato suicidio da Lorena Dolci. Sulla fascetta elettrica usata per strangolarsi ci sono solo le sue impronte. In auto era tutto in ordine, lo specchietto retrovisore a posto, gli occhiali nel taschino della camicia. Impossibile che qualcuno da dietro lo abbia strangolato. Il responso della polizia scientifica non lascia dubbi. L'architetto Angelo Onorato si è suicidato scegliendo quella modalità atroce, quel posto alla vecchia circonvallazione di Palermo, quel giorno, il 25 maggio dell'anno scorso. Il caso va verso l'archiviazione, ma manca un perché. È per questo che la famiglia continua a non credere alla tesi del suicidio. La moglie, l'ex europarlamentare e vicepresidente della DC, Francesca Donato, non si rassegna e si prepara a chiedere nuovi accertamenti. Cosa gli sia successo veramente resta ancora avvolto nel mistero, dice, ma tutto fa pensare ad un omicidio. Il giallo si nasconde nei dettagli. Le impronte fuori dall'auto, un'altra fascetta abbandonata, ma le telecamere prima e dopo il luogo della morte non inquadrano nessuno, anzi ci dicono che quel giorno Angelo Onorato arriva da solo. Una prima volta rimane fermo qualche minuto, poi riparte, torna, infine mette in atto il gesto. Dal cellulare, dal computer, dalle sue agende non è emerso nulla che possa spiegare un gesto così disperato. C'è solo una lettera che l'architetto Onorato aveva dato ad un amico dicendogli: se succede qualcosa consegnala a mia moglie. In un passaggio scriveva: c'è gente che mi vuole male. Ma i termini per le indagini sono agli sgoccioli e il magistrato sta per depositare la richiesta di archiviazione per l'ipotesi di istigazione al suicidio. Anche a Catania, come in molte città italiane, ieri pomeriggio si è svolta una manifestazione di solidarietà all'equipaggio della Madeleine di Freedom Flotilla, partita il 1° giugno dal porto di Catania con cibo e medicinali destinati alle comunità palestinesi, sequestrata dall'esercito israeliano con i 12 attivisti a bordo, tra i quali Greta Thunberg. A invocare la liberazione dei sequestrati è stata la rete dei catanesi solidali con il popolo palestinese, che si è riunita in piazza Stesicolo e che poi ha sostato davanti alla prefettura. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi andremo agli orti sociali di Librino, a Catania ancora incendiati. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, siamo a Catania, quartiere Librino. Gli orti sociali sono stati nuovamente bruciati e vandalizzati, con il paradosso che manca anche l'acqua da tempo. Sentiamo Giusy Lazzara. Qui è tutto bruciato, che impressione le fa? Io già l'ho guardato dal balcone, mi faceva un'impressione, tutto fuoco che non finiva mai. È una cosa terribile. Abbiamo chiamato i pompieri purtroppo non possono entrare qua e non sapevano cosa fare, dove entrare. Purtroppo è preso tutto quanto a fuoco e siamo qua. Sono stati il primo a arrivare qua e non sapendo cosa fare, con rischio di bruciarmi. Ero io e mio figlio,
Io penso che sicuramente è stato doloso. Le fiamme hanno distrutto tutto, piante, alberi e fiori, coltivati, curati e fatti crescere dai 72 ortolani che nel quartiere di Librino a Catania da anni hanno realizzato questa oasi di pace. Da tempo però si combatte con gli atti di vandalismo la mancanza d'acqua. Siamo in quest'orto delle donne, ma vedo qui bidoni, perché? Noi abbiamo una città, cioè non è che possiamo sempre tirare l'acqua da casa nostra fino a qua sopra, arriviamo avveliti. Chiedevo al sindaco, al prefetto, che l'anno scorso in agosto abbiamo montato una PEC e non ci avete neanche risposto. Noi siamo buoni, siamo bravi, ma attenzione, riusciremo a fare un po' di casino. E dire che il bando di democrazia partecipata voluta dal Comune di Catania per riqualificare l'area era stato vinto dal quartiere di Librino proprio per rendere più belli gli orti urbani. La priorità è la manutenzione innanzitutto, come in tutto il quartiere, ma soprattutto qui. Dopo 2 anni sono venuti una mezz'oretta, hanno fatto questo sbancamento così, non si capisce perché. Nel frattempo questi anziani ortolani se ne vanno sotto il sole con i loro bidoni d'acqua. Siamo a Catania, dove c'è soddisfazione da parte degli ambientalisti per lo stop imposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa all'ampliamento del porticciolo turistico di Ognina. Lorena Dolci. Esultano gli ambientalisti che avevano presentato uno dei ricorsi, ma anche il circolo canottieri, cittadini di Ognina e con loro tanti catanesi. Il borgo marinaro, entrato nel mito come approdo di Ulisse, per ora è salvo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha imposto lo stop ai lavori per il porticciolo turistico privato, ribaltando la decisione del TAR che aveva rigettato i ricorsi contro il progetto di ampliamento della concessione alla società Tortuga. 2000 metri quadri con pontili galleggianti e nuove banchine. L'organo di Giustizia Amministrativa punta il dito contro la soprintendenza che dava via libera ai lavori pur sottolineando la valenza storica di Ognina, un sito risalente all'VIII secolo a.C., un parere contraddittorio che presenta difetto di motivazione e di istruttoria, insomma illogico secondo il CGA. E poi c'è una novità di cui tenere conto, il progetto di rigenerazione urbana avviato dal Comune di Catania, un investimento da 15 milioni di euro che prevede l'abbattimento dell'attuale ponte e una nuova prospettiva verso il mare. Così tutto si ferma in attesa dell'udienza pubblica ancora da fissare. Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, dice Viola Sorbello, presidente di Lega Ambiente Catania. Non si può ignorare la valenza millenaria di Ognina per favorire un ampliamento che comprometterebbe l'integrità del borgo. Confermate le mie perplessità, dichiara Giuseppe Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio dell'ARS. Lo stop servirà a fare i dovuti approfondimenti che a suo tempo avevo chiesto. Cumuli di posidonia al porto di Marinella di Selinunte. Il sindaco si rivolge alla regione, rimuovetela, dice entro 15 giorni. La protesta è dei residenti e dei turisti per l'odore davvero nauseabondo che emana. Laura Spanò. Residenti e turisti di Marinella di Selinunte sul piede di guerra a causa dell'odore nauseabondo emanato dalla posidonia depositata sulla banchina in attesa di essere trasferita. Così il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato un'ordinanza che intima l'assessorato regionale alle infrastrutture a rimuovere entro 15 giorni la posidonia che è stata accatastata sulla banchina del porto dopo i lavori di dragaggio. I lavori che si stanno effettuando sono stati appaltati dall'assessorato regionale con un intervento di 200.000 euro. La draga marina ha tolto parte della posidonia che si era accumulata sul fondale del porto e in via temporanea è stata depositata sulla banchina in attesa di essere trasferita, ma ad oggi è rimasta lì. Il primo cittadino, proprio per questa grave inerzia da parte dell'assessorato, ha disposto che la stessa regione proceda entro 15 giorni alla rimozione dei materiali nel pieno rispetto dell'ambiente e a tutela soprattutto della salute pubblica. Nel caso in cui questo non avverrà, il Comune interverrà in via sostitutiva della regione, addebitando i costi della rimozione all'ente. Il delicato ruolo delle cure palliative, dei temi etici ad essa legate, sarà l'argomento di Sicilia 24 Focus alle 14.30 oggi, subito dopo questo telegiornale. Ospite di Adelaide Barbagallo il dottore Giuseppe Squillaci, responsabile delle cure palliative all'ASP di Catania, e la dottoressa Roberta Bevilacqua, medico palliativista. Le vostre domande potranno arrivare alla linea WhatsApp 342 74 55 005. La trasmissione
trasmissione è visibile anche in streaming sul sito siciliaweb.it. Noi ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occupiamo della prima udienza in tribunale a Messina sul fallimento della squadra. A tra poco. Siamo tornati in studio, prima udienza oggi per il fallimento dell'ACR Messina. La difesa della famiglia Sciotto ha chiesto l'avvio di uno strumento di regolazione della crisi. Francesco Triolo. È iniziata questa mattina la partita della liquidazione giudiziaria dell'ACR Messina. Nella prima udienza per il fallimento del club, i legali della famiglia Sciotto, gli avvocati Giampiero Picciolo e Giuseppe Cicceri, hanno presentato al giudice Daniele Madia la richiesta per quello che tecnicamente si chiama strumento di regolazione della crisi. Ha contestato ovviamente integralmente l'istanza di liquidazione avanzata dalla Procura, producendo una serie di documentazioni relative all'attuale situazione della società, e ha chiesto al Tribunale di valutare questa richiesta. Il Tribunale il giudice si è riservato di riferire al collegio e nei prossimi giorni avremo una risposta da parte del Tribunale. Si tratta di un'istanza generica alla quale verrà dato contenuto in seguito e che nella pratica potrebbe essere un concordato in bianco. Nel corso dell'udienza, dove per la Procura che ha presentato istanza di fallimento c'era il sostituto Fabrizio Monaco, è stato presentato inoltre l'elenco dei creditori sino ad oggi. Il giudice adesso riferirà al collegio e una decisione potrebbe arrivare entro la fine della settimana, e c'è da capire quale sarà il futuro della società anche sul campo. Nell'istanza abbiamo fatto riferimento ad una possibile continuità con il passato. Insomma, il club potrebbe continuare la sua attività iscrivendosi alla Serie D con almeno 14 punti di penalizzazione, una situazione che complicherebbe le altre ipotesi di rinascita del calcio messinese che si stanno valutando in questi giorni. E adesso il calcio con Inzaghi e il Palermo, un matrimonio che si farà ma c'è ancora bisogno di qualche giorno, e poi Catania che vive l'attesa per l'arrivo del presidente Pelligra. Marco Gullà. Questione di tempo, nessuna frenata. Il Palermo, Pippo Inzaghi e il Pisa. Continua il tira e molla per liberare l'allenatore che ha già detto sì alla proposta del club rosanero, ma che prima però deve risolvere il contratto con il Pisa. A sua volta, dopo il no di Vignato al trasferimento in Sicilia, il club nerazzurro, per lasciare andare Super Pippo, vorrebbe un indennizzo economico. Il Palermo non si tirerà indietro e pur di avere Inzaghi pagherà il Pisa, che quindi poi darà l'ok per liberare il suo allenatore, che avrebbe altri 2 anni di contratto. Insomma, nessun intoppo irreversibile, alla fine il matrimonio si farà. Catania, questa settimana è atteso in città il presidente rosazzurro Rosario Pelligra, il quale dovrebbe arrivare in compagnia di David Tucker, membro del CDA rossazzurro. Pelligra darà indicazioni sul programma da seguire per la campagna acquisti. 6 o 7 giocatori dovrebbero rappresentare l'ossatura nuova dell'organico, che non sarà rivoluzionato. Su Torre del Grifo, Pelligra attende la data dell'asta pubblica a rialzo per comprendere se i 4.050.000 euro possono bastare per aggiudicarsi la struttura o se ci saranno altri competitor che potranno intervenire soltanto nell'arco dei 30 giorni a partire dallo start stabilito dal Tribunale Etneo. Trapani, dopo alcune settimane complicate, il club granata prova a lasciarsi alle spalle le incertezze e si proietta verso la nuova stagione, la seconda dell'era Antonini in Serie C. Il club granata ha infatti completato l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato, superando non poche difficoltà legate alla vicenda dei presunti crediti d'imposta fittizi che ha portato alla penalizzazione di 8 punti da scontare nel torneo in arrivo. La linea difensiva resta chiara, il Trapani si considera parte lesa e intende dimostrare la propria buona fede. Il telegiornale finisce qui, io vi ricordo tra poco l'appuntamento con Sicilia 24 Focus. Il tema della puntata condotta dalla collega Adelaide Barbagallo è incentrata sulle cure palliative. Il telegiornale tornerà alle 19. A tutti un buon pomeriggio.